Maxi sequestro d'urgenza da quasi 22 milioni di euro nell'inchiesta per frode fiscale che vede coinvolto il gruppo Cegalin con sede in via Divisione Folgore a Vicenza, gruppo che da 20 anni si occupa di servizi di pulizia e facchinaggio per gli alberghi. 9 le persone indagate, tra queste figurerebbe anche Pierantonio Pegoraro, fondatore e amministratore di fatto del gruppo di via Divisione Folgore, oltre ad altri responsabili o ex dell'azienda, un commercialista ed ex amministratore della Hotel Volver, partner del gruppo. Indagate anche le due società. Al centro dell'indagine, denominata Dirty Cleanings, della Guardia di Finanza di Milano, vi è il meccanismo attraverso il quale il gruppo tra il 2013 e il 2017 avrebbe esternalizzato il lavoro avvalendosi di cooperative. Quest'ultime però non avrebbero versato né contributi previdenziali ai lavoratori né IVA. Soldi che poi, attraverso un sistema di fatture, sarebbero stati dirottati all'estero. Un modello fraudolento con gravi condotte che agevolano lo sfruttamento dei lavoratori e che determinano pratiche di concorrenza sleale. Scrive così il PM di Milano Paolo Storari nel decreto di sequestro preventivo d'urgenza. Secondo quanto avrebbe appurato la Guardia di Finanza, tra il 2013 e il 2016 il gruppo avrebbe usato 21 società per esternalizzare in totale oltre 7.000 lavoratori, mentre sempre secondo le indagini i rapporti di lavoro con i committenti, le catene alberghiere, venivano schermati a diverse società filtro riconducibili al medesimo imprenditore che si avvalevano di cooperative, di fatto società serbatoio, succedutisi nel tempo trasferendo la manodopera dall'una all'altra, omettendo sistematicamente il versamento dell'IVA e degli oneri di natura previdenziale attraverso l'utilizzo anche di indebiti compensazioni.